Ben ritrovati ad una nuova puntata in compagnia del Notes di Antena 3. Vediamo subito insieme gli appuntamenti in calendario per oggi. Vi segnalo in apertura che domenica 13 ottobre a Codognè, in provincia di Treviso, avrà luogo la 19ª edizione della Festa della Mela Cotogna e la seconda edizione della Fiera Veneta delle piccole produzioni locali. Dalle 10 alle 18 stand gastronomici, mercato dell'artigianato e spazio bimbi. Troverete anche spettacoli di show cooking, musica e danza. Non mancate! Proseguo segnalandovi poi che dall'11 al 15 ottobre si svolge l'11ª edizione della Festa del Fungo a Barruchella in provincia di Rovigo. Tutte le sere apertura dello stand gastronomico a partire dalle 19, naturalmente con specialità a base di funghi in tutte le declinazioni, tra cui il tartufo. Il tutto accompagnato da un buon vino. Blues Made in Italy. La città di Cerea, Verona, nota anche come la capitale del blues in Italia, è nuovamente pronta ad accogliere come ogni anno migliaia di appassionati, sia italiani che esteri, che arriveranno per vivere il raduno nazionale Blues Made in Italy nella giornata di sabato 12 ottobre. 15 ore ininterrotte di blues, 3 palchi, oltre 50 artisti e 70 espositori. Non mancate! Nel 1958 fu impiantato il primo pacemaker. Arne Larsson, colpito da arresto cardiaco a 43 anni, fu il primo uomo a vedersi impiantato un dispositivo elettrico in grado di regolare il battito del cuore. I primi pacemaker utilizzavano batterie al nickel ricaricabili mensilmente e ciò naturalmente provocava non pochi disagi al paziente, sia per quanto riguarda le operazioni di ricarica delle batterie, sia per il rischio di infezioni. L'arte di vincere la si impara nelle sconfitte. Simón Bolívar. La curiosità del territorio di oggi ci porta a Legnaro, in provincia di Padova. È un importante comune per la ricerca e la formazione universitaria. L'origine del nome, Legnaro, pare derivi dalla grande produzione di legna tagliata fuori dai centri abitati e per la presenza di grandi quantità di boschi un tempo esistenti proprio in questo territorio. Bene, dal Notes di Antena 3 è tutto, grazie per l'attenzione e vi do appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci.